San Bartolomeo era un uomo semplice, un pescatore che amava il mare e la pace che trovava tra le onde. Viveva in Galilea, una terra di colline verdi e cieli azzurri. La sua vita scorreva tranquilla fino al giorno in cui incontrò Gesù, un maestro che cambiò per sempre la sua esistenza. Gesù lo guardò con occhi pieni d'amore e lo chiamò. San Bartolomeo, conosciuto allora come Natanaele, sentì una pace profonda nel cuore. Decise di seguire Gesù, lasciando le reti, il mare e la sua vita di sempre. Voleva nutrire la sua anima con le parole che uscivano dalla bocca del Maestro. Quelle parole erano come il vento che soffia su un campo in primavera, portando con sé vita e speranza. Insieme agli altri apostoli, San Bartolomeo iniziò a seguire Gesù ovunque andasse. Camminava accanto a lui, ascoltava i suoi insegnamenti e vedeva con i suoi occhi i miracoli che compiva. Ogni gesto di Gesù era un dono per San Bartolomeo, un segno che illuminava il suo cammino. Dopo la risurrezione di Gesù, quando il mondo sembrava perduto nel buio, lo Spirito Santo scese sugli apostoli, portando con sé una forza nuova. San Bartolomeo sentì il fuoco dello Spirito accendersi dentro di sé, riempiendolo di coraggio e determinazione. Decise di portare la luce del Vangelo ovunque andasse, parlando a chiunque volesse ascoltare. Viaggiò lontano, attraversando terre aride e deserti senza fine. Arrivò in un regno lontano dove incontrò un re chiamato Polimio e la sua regina. Con la sua dolcezza e la sua fede, San Bartolomeo parlò loro di Gesù. Il cuore del re si aprì come un fiore al sole e accettò il Vangelo. La regina, vedendo la gioia del marito, lo seguì nel cammino della fede. Ma non tutti accolsero San Bartolomeo con la stessa apertura. Gli abitanti del regno, legati alle loro antiche credenze, iniziarono a provare paura e odio. Non capivano la nuova fede che il santo predicava e decisero di eliminarlo. Il fratello del re, pieno di invidia, tramò contro di lui. Fece incatenare San Bartolomeo e ordinò che fosse condannato a morte. Mentre il santo veniva tormentato, non provò odio né rancore. Con il cuore puro e gli occhi rivolti al cielo, pregò per i suoi carnefici, chiedendo al Signore di perdonarli. Anche nel momento del dolore più grande, San Bartolomeo non smise di amare. Dopo la sua morte, il corpo del santo fu seppellito in una terra lontana. Passarono molti anni e un giorno il suo corpo fu portato a Roma, dove trovò riposo in una chiesa sull'isola Tiberina. Lì, sotto l'altare maggiore, riposa il corpo di San Bartolomeo, testimone di un amore che neppure la morte ha potuto spegnere. E così, ancora oggi, il suo nome viene pronunciato con rispetto e devozione. La sua storia di fede, coraggio e amore continua a vivere nei cuori di chi crede, come un faro che illumina la via nei momenti di oscurità. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.